qua, carissimi, la mia Carissimo. camera. Ciao camera. Carissimo, Ciao camera che centrale. ciao, camera. Ciao camera di Mamma mia. Desiree. C'è una novità. Qual è la novità? Abbiamo la figlia della camera centrale. Abbiamo un'altra telecamera, La centralina. vero? Ciao centralina, come stai? Bene. Centralina perché la figlia. La scusa. figlia della centrale. No, ragazzi. Perciò, Desiree, mi senti? Ma perché gridi? Sono sorda, scusami. Eh sì, mi hanno detto che ti eri... Mi hanno detto che si era fatta male all'udito. Ma che c'entra l'udito? Al dito, scusa. Ah, era uno dei l'udito. sagnatori. La Desiree si fece male all'udito. Al dito, mi sono fatta male al dito. Non è vero. vedi? Allora, camera centrale. No, ho lavorato non ti troppo, mi hai fatto abbandonerò lavorare mai. troppo. Camera centrale, ascolti, l'ho Sì. fatta apposta Non per è non vero, lavorare. l'ho vabbè. fatta Allora, apposta. secondo te, questi ingredienti cosa ti Pesce, dicono? pesce, carne, Pollo, verdure, melanzana, Che ne ti fa so? pensare? Che Mi ti fa fa pensare a pensare? mangiare, mi fa pensare. No, che ne quello so? era normale, Che però che cosa ti mi fa pensare? Facciamo una bella grigliata mista. Ah, che partirà bellissimo! dal mare Dal mare alle verdure alla carne. alla carne e alla terra. Bellissimo. Pazzesco, guarda, pazzesco. Grigliata. Allora, prima cominciamo con una grigliata di carne. Cominceremo così. Per cui andiamo a condire il tipico hamburger. Sì, giusto? ok, va prendiamo bene. la carne macinata. ce la allora, poniamo questo è un hamburger qua. che hai fatto tu, giusto? Perché No, è solo questa carne però è carne macinata. Cos'è? macinata. Una carne macinata, Guarda, ok. mettiamo un poco di sale perché il vero hamburger è così. Sì. Solo sale. L'abbiamo fatto una volta, era E lo semplice, rifacciamo. semplice, condito così. Così, però stavolta facciamo una grigliata mista. Una bella grigliata mista. Quindi questo carne di manzo, un po' di sale, diciamo, è la E base, è la base per dell'hamburger. l'hamburger. Poi procediamo a formare questa. Lo vuoi fare tu? Non lo posso fare, mi dispiace. Sì, che dispiaciuta che. Non lo posso fare. Facciamo un Con bel una mano hamburgerone, possiamo vai. provare. Facciamo un bel hamburgerone di quello serio, diciamo. Un giusto? hamburgerone di quello serio. Serio. C'è un hamburger di quasi 300 grammi, proprio americano, dai. XL. Proprio americano, guarda. Allora, vedi così. Vedi questo movimento? È come se avessimo la macchinetta per fare gli hamburger, ma non ce l'abbiamo. Pazzesco. E questo è l'hamburger. Questo è il primo per la carne. Sì. Poi andiamo Poi. a fare degli involtini. Questa cos'è, carne Questa di è una di lozza maiale? di maiale, però come vedete dovete dire al macellaio di farvela tagliare per lungo. Camera mia, te la fai tagliare per lungo, con Camera il mia. coltello. Ma non riesci a tagli parlare così. normalmente, non c'è bisogno che le chiami le camere. Come no? Camera mia. Ma perché tu sei un'amica, non la chiami? Ma non è una tua amica. Per la me è telecamera, meglio, è ma come che se fosse di c'entra, famiglia. camera Ora mia? c'è anche la piccinina, la centralina. Piccinina, Come ragazzi. stai? E chi c'è? Papà. Vabbè. Allora, questo abbiamo fatto un ripieno che non è altro che del prosciutto, Sì. mozzarella, un arometto di cipolla Ah, e basta, sì. e andiamo a riempire. Allora, quindi prosciutto tritato, mozzarella tritata. Insieme al prosciutto è un profumo di È un cipolla, profumo sai di che usiamo cipolla. quando noi vogliamo dire poca, diciamo il profumo. Profumo. E guarda, Questo ti l'hai messo ricordi in come- frigo praticamente. Certo, ti ricordi come si chiude? Mi ricordo, si chiude così. Una, così, due, Questa è la tecnica, quella giapponese che hai detto tu, cinese. così, guarda, e diventa un'autochiusura. E questo è così Come non si vedi, aprono. Capito? Ne facciamo un altro di questi, che dici? Ne facciamo un altro? Sì. Anche se Cosa? li abbiamo già preparati. Li abbiamo però, già vabbè. preparati, però è giusto che Però noi è giusto che li facciamo vedere. vedere. Quindi Per cui ora questi qua chiudiamo e abbiamo fatto l'altro ingrediente. l'altra A preparazione. questo punto Allora, prendiamo la salsiccia la salsiccia. e la prepariamo. Prendiamo Che facciamo? Come la uno prepariamo la e salsiccia? due. Scusa. Allora, tipicamente la salsiccia arrossuta La salsiccia arrossuta si come si lascia fa? rotonda. Sì. Ma siccome noi vogliamo dare un po' un tocco diverso, la facciamo come si fa Si apre. nelle altre parti. Si apre ma così, questa capito? praticamente è anche più facile da cuocere. Non così, solo, ma il giusto? vantaggio è che la reazione di Maillard. Centralina, non te l'aspettavi questa? Stiamo volando. La qua, reazione ragazzi. di Maillard La reazione ti di crea Maillard quella ti crea caramellizzazione quella meravigliosa. caramellizzazione della salsiccia. E quindi questa abbiamo già 3 tipi di carne. tre Ma tu tipi vedi di che c'è un carne. pollo lì? Il pollo come lo E fai? avviciniamo questo pollo.
facciamo una meravigliosa bistecca di pollo. Bistecca Prendiamo di pollo, niente che di il meno. coltello disossatore. Dai, me la sì. dai, me la dai, me la dai. Ti do il nostro Dammene pollo. una, dammene una, Certo. così, guarda. È Ecco. un pollo meraviglioso, È un credimi. pollo buonissimo questo, sì. Togliamo queste parti così. E quindi che fai tu? Lo disossi? E ora lo Che andiamo a fai? disossare. Lo andiamo Guarda, a questo, disossare. usiamo questo qui e vi faccio vedere come si disossa un pollo. Togliamo la parte dell'anca, così. Poverino. È l'anca. L'anca, anca mia di Milano. Movimento d'anca. Ecco, vedi? E andiamo a tagliare lungo l'osso, Sì. così. E così. Bene. Come vedi, in Oppure dire questa... al macellaio me la dà una coscia disossata. Ecco, una giusto? cosa potrebbe essere Si questa, può ma io lo fare, voglio no? fare vedere, magari qualcuno potrebbe avere il piacere Ma di sì, farlo. qualcuno che si vuole cimentare lo può, lo può Ma no, senza fare. cemento, perché ci metti il cemento nel pollo. Dai. E andiamo a togliere l'osso. Vedi qui, c'è un altro ossicino qua che devi andare a togliere. Sì. Così, vedi? Così, così, Ah, così. quindi così. proprio levi l'osso. No, disossare significa metterlo. Dai, che c'entra? Su, anche te. Levi l'osso. Vedi? E andiamo a togliere l'osso sapendo com'è combinato. E abbiamo tolto. E abbiamo Hai visto? tolto, Abbiamo bene. tolto l'osso. Allora. Dopodiché abbiamo questa gran bella fetta di carne. Questa giusto? bella fettona Prendiamo di pollo. un coltello sfilettatore, Sì. gli diamo una bella sfilatina limata. così e guarda che cosa facciamo. Lo fai più sottile? No, facciamo delle bistecche. Ah, fai delle Perché a bistecche, differenza del proprio. petto, capito? A differenza del petto, Sì. questa è molto più È morbida. più morbida, E abbiamo è vero. fatto la terza. E abbiamo fatto la terza. Va Allora, bene? Eccoci qua. Questo lo mettiamo qui. Andiamo a fare un'altra cosa. sì, Facciamo. prima le verdure. Voglio fare una cosa. Dato che io sono palermitano, E che c'entra, scusa? te lo spiego. Sei palermitano. Che mania c'ha il palermitano Che con ne saccio, boh. la La paella. la pasta. la panatura. Ah, la panatura. Noi paniamo Però tutto. suggerite voi ragazzi, dai, Sì, nessuno suggerite. qua suggerisce. E allora qui c'è del pan La grattato. panatura. Ah, Guarda. facciamo le melenzane panate. Panate, mi prendi un piatto con la barchetta, lo prendi. A barchetta, No, brava, mi fai confondere, prendi, basta, mi fai brava, confondere. mettilo Allora, qua, mettilo piatto a qua. barchetta. E mettiamo l'olio. Se non si leva il tappo, l'olio non direi esce. di Lo sì. sapevi questo? Te l'avevano detto? Direi di sì. Mettiamo l'olio, mi dai, dai. Grazie. Ecco, lo prendi quel cosetto col pepe, quello, lo prendi, dai, mettici il pepe, lo puoi mettere o sei... Vediamo? Vediamo. Dai, lo posso mettere il pepe, guarda. Oh, centralina, una cosa la può fare. Lo posso mettere il pepe, Basta così, guarda. va bene, così. Avanti. E andiamo a panare queste melenzane. Questa è venuta un po' spessa e la facciamo così. Allora, E facciamo. ma quindi senti, il Bagniamo palermitano qui. ha la mania di Sì, panare tutto, tutte sì, sì. cose. Tutto. Questo, venuto quello rotondo, bravo, preso. Si confonde. Mi fai confondere, E a me dai. invece diverte da morire. Allora, quindi Paniamo, panatura paniamo. di melenzane. Di melanzane. Come l'hai fatta? Vedi quest'altra cosa, per esempio, Sale, dell'olio. olio e pepe, basta. Ma quindi poi non ci si mette il sale quando è in padella, perché l'hai messo già? No, lo metti qui. Giusto? Così te lo Che condeloni. noi stiamo sempre a chittare i sali nella padella quando Ok, guarda, uno. e si due. cucina. Allora, E sì, questo è quindi pure pronto. melanzane panate. E queste le abbiamo E panate. questo lo Però spaziamo. cos'è che andiamo a panare pure? Cos'è che andiamo a Ma fare? se bisteccone non le dobbiamo Ah, la panare. bistecca di pollo, la pani? Io la pano sì che la pano. La pani. Un po' di olio, po' il di sale, un solito po' di sale. pepe. No, e stavolta No, ci pepe no. mettiamo il pepe. Il pepe. E guarda che altro ci mettiamo, guarda. Un poco di Reagan, ex presidente degli Stati Uniti. Lo sai che cos'è il Mette Reagan? l'origano. È il Reagan. Lo so. Fa sempre le stesse Cari battute. telespettatori nostri, abbiamo oltre la sua camera, la mia camera e la camera centrale, abbiamo la figlia della camera centrale, la centralina. Ciao Gioia, io ti voglio bene. Ciao Gioia. Sarai con ragazzi. noi. Ecco. Sarai con noi? Sì. No, non ho Va parole. bene, questo è un Cioè, ma tu problema. lo sai che da casa non capiscono qual è la camera centrale? Sì, qual è vabbè, la non lo centralina? vedono quando Non lo sanno, guarda mica qua, le guarda qua, vedono. guarda qua. Uno,
e 2. E poi ti faccio vedere che mangi quando fai una rostuta così. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. 1 Quindi una bella panata, bella saporita, qua così. così. E così. Stiamo preparando la linea praticamente. La Si dice linea, così, togliamo stiamo questo, preparando, togliamo ragazzi, la linea. questo. Questa prima parte di trasmissione sarà dedicata alla linea. La linea. Non la linea nel senso La linea. la linea. Ok. La linea, si dice così. Mi serve questo di qui perché dobbiamo andarci a preparare Sì. il calamaro. Il calamaro come lo fai? E ora te lo Panato? spiego, No. guarda, prendiamo il calamaro, guarda, e lo tagliamo così, guarda. E che taglio è questo? Ora te lo faccio vedere. Un taglio... Come si chiama questo taglio così? Boh? Un taglio tagliato. Un taglio Mi dai tagliato. la forbice, mi dai la forbice, mi dai la forbice, grazie, guarda. E fai così. Ah, ma bellissimo! Uno Uno sì e uno no. questo Uno sì e uno no. Questo no, questo sì. E questo sì. Ok, e questo sì. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliato come dei tagliato il mezzi anelli, calamaro, mezzi bravo. anelli, non completi. Ne tagliamo uno solo, tanto ne facciamo uno solo, l'altro poi vediamo. E questo è pure proprio. I gamberoni viaggiano da se stessi. Dove viaggiano? le verdure Dove vanno da se i gamberoni? stessi. Poi prepariamo questo bello. Dammi questo che c'ha il pesce. Io non posso fare niente. Vitamina. Non posso fare niente. Centanina, non è Mi vero. fa male il dito. Allora questo lo mettiamo qua perché abbiamo tagliato il pesce. Riprendiamo questo, ci togliamo questo radicchio trevisan e lo mettiamo così. E lo mettiamo insieme alle verdure. Poi un po' di, conosci questo? Questo è Questa è la lattuga cinese. la lattuga cinese, si trova qua la lattuga cinese. Sì, Dove la voi- compri? In Su farmacia, Amazon. in farmacia. Vai dal farmacista e dici gentilmente potrei avere per favore. Una lattuga Questa è una cinese. patata pulita, Pulita che noi questa andiamo a è. tagliare, togliamo le due punte così. Ah, questa l'hai bollita? Prebollita? Appena prebollita, Prebollita. brava. Togliamo questa buccia perché gliela voglio lasciare. Allora, mi sta facendo un po' confondere. Spieghiamo, puntata dedicata, abbiamo detto Alla griglia. alla grigliata, quindi tutto dalle verdure al pesce, alla carne, tutto Ok. grigliato. Stiamo preparando che cosa? La linea. Cosa significa linea? Spiegalo tu che lo sai spiegare Dai, lo meglio. sai anche te, stiamo preparando ciò che dovremmo andare a cucinare. Quindi, esatto, E questa è la abbiamo quasi linea. tutto pronto. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'hamburger che l'abbiamo fatto tipicamente americano, quindi Brava. soltanto tritato e Brava. sale. Senti, ma allora perché lo fanno da noi alla macelleria quello, se si può fare Cosa? così, col tritato e il sale? E perché come lo fanno? Condito, con tutto. Perché noi siamo abituati così, ma il vero hamburger è questo. Il vero hamburger è Esatto. questo. Allora, hai visto? Lì c'è il pesce spada, Sì. che lo possiamo fare sia panato che no. Che no. Lo facciamo in tutti e due i modi. Va bene, il facciamo piatto, in il piatto tutti e due i dell'olio, il modi. piatto dell'olio. Il piatto della panatura vuoi? Prendi il piatto dell'olio, prendi il piatto dell'olio. Mi sta facendo stancare oggi. Io sono venuta con questa premessa, non posso fare niente, non posso Così, lavorare. l'olio l'abbiamo messo. L'olio. Facciamo così, ma vicini quel pan di Spagna. Pan grattato? Sì. Così. Ah, questa è una Questo io panatura, mettiamo, diciamo, sì, un po' light, così, light. un po' gratin si può Sì, dire. brava, Un po' brava, una specie brava, di gratin, dai. brava. E questo lo andiamo a mettere pure qua, Sì, perché ne facciamo uno così e uno con i gas. lo mettiamo qua. Diciamo Allora, che sono riuscito a fare un casino. abbiamo perché fatto così si una dice. linea lunghissima. Però la linea è pronta. Una linea che è da qui a lì. Aspetta, Cosa? ci siamo dimenticati nelle verdure Il finocchio. che andiamo ad aggiungere del finocchio. Ma il finocchio lo fai pure grigliato anche Certo, questo? Come si guarda, fa il levi il finocchio tronzo. grigliato? Mai sentito. Allora, finocchio grigliato sempre così a fettine. Una bella fettazza di finocchio grigliato. Ok. Così, guarda. Ok, siamo pressoché Siamo pronti. pronti. Questo Allora, lo cosa hai togliamo. predisposto? Tu hai Aspetta che predisposto- laviamo il finocchio. Dove l'abbiamo messo? Il Qui, fettone, questo, dammelo. il fettone. Hai predisposto cos'è questa? Una griglia Ho messo due griglie perché una in faremo il pietra, come pesce. si chiama questa? Questa è ghisa, d'inghisa. perciò si alza. Ghisa. Ghisa non è ghisa. Cosa dire? Allora, camera mia, Ma ti che devo dire una battute? cosa. Sono contento perché oggi è nata una nuova stella. Camera di Desiree, sì, è nata. No, che dire, Camera ragazzi. centrale, complimenti per averci portato tua figlia. Mi fai male il dito. vieni qua, guarda, guarda. Ma la smetti? È lei. Ma la smetti? Centralina! Che dolce. Ma che c'entra la centralina? La camera centralina, è la Ma figlia è della un'altra centrale. telecamera, No, ma che la gente, c'entra? guardala cos'è. Non ti conosce, sta con me. Vabbè,
Non lo so, ragazzi, non so, guarda. Sta con me. Uno cerca di dare un tono di professionalità. Perché mia madre ha cercato di mettere... Cosa? Perché io a lei la volevo lasciare. È stato un matrimonio combinato? No, io ti volevo lasciare. Mia madre ha detto dai, non ti fa pena, ma l'hai guardata bene. Ma come? Non si può guardare, No, tu hai detto meschina, sempre non che sa tua fare madre era niente. contro di me. Tu eri contro mia madre. Mia madre? Che diceva mia tua madre? madre? Che lei, se noi siamo insieme è grazie a lei, perché io ti avrei già lasciato. Capito? Io non la conosco tua madre. Lei che a mia madre Non la conosco, sì, non la tua conosco. Lo madre, sapete come ragazzi. l'ha madre, non ci voglio parlare con tua madre. Così, centralina così. Appena ha saputo che mia mamma ha fatto Centralina, una ma chi è vincita, ha centralina? fatto una vincita al Super Enalotto. Ah, ha fatto una vincita tua Lo sai che mamma, mi ha detto? e non mi dici Ma niente. quando andiamo da mamma, ho desiderio di vedere a mamma. Il dito è stato Gesù che gli ha rotto il dito. Ah, Gesù, a me. Pubblicità. Cioè, Consigli per i consigli. No, vabbè. Consigli per i consigli. A tutte io lo sto dicendo, consigli per i consigli. Consigli per i consigli, consigli. dire, Consigli per i consigli. consigliamo per il meglio. Andiamo in cottura? Andiamo in cottura, Io comincerei dai. con salsiccia. Salsiccia. E la mettiamo qua sul piano piano. L'abbiamo fatta aperta così per due Così. motivi, spiega. Prima perché viene più veloce la cottura, ma poi Sì, un'altra cosa la bellissima. seconda è quella più bella, sapete più qual è? professionale. Che viene bella croccante. Perché? Perché c'è la reazione? Di Maillard che fa crosticificare Non la si può tenere più questa la cosa e quindi andiamo a e mettere quindi anche ragazzi i c'è una certa spiegazione, no? Una certa professionalità. Sì, brava, 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 e brava, e brava. Va bene. Mi dai Allora, l'olio? ti do l'olio. Diamo una spruzzatina di olio qui dove ci sono i involtini. Gli involtini Per anche sporcare un dovete imparare a farli così, perché io ho provato, devo dirti, sai? E invece quelli miei prima com'erano? Tutti bichini di stuzzicadenti da tutti i lati, di sotto, di sopra. Hamburghiamo? Hamburghiamo. E l'hamburger pure l'ho Andiamo a provato. mettere questo hamburgerone bellissimo. Così semplice. E poi andiamo a mettere il pollo. Il pollo. Senti che odore, ma lo Sì. sentite che odore? Ma senti, l'hamburger, dimmi una cosa, che è così alto. Sì. Secondo te qual è il segreto per non farlo venire crudo di dentro? E non può venire non crudo, viene sempre una media cottura. Se no, in un'altra puntata vi prometto che faremo questa novità culinaria che hanno lanciato gli americani, gli smashed burger. Smash burger, cioè? Cioè, prendiamo una palla di tritano, la mettiamo qua e la schiacciamo fino a fine. E la schiacciamo fino a E fine. in Ah, un sì, hamburger si sottile, mettono sottile. più, in un panino si mettono più hamburger. Ok, va bene. Nel frattempo Nel frattempo quella andiamo che a cosa fare serve? un poco di verdure. Ah, quella per le verdure. Qua. Così, La patata quindi Così. prebollita con tutta la buccia messa nella griglia direttamente. dai, alla grande, alla via così. L'epnec, Cioè ci vuole classe anche per Le fare pepperoni. la grigliata, devo dire. le pepperon, Le peperon. il cinese, Il cinese, che si trova anche in Italia però, giusto? il radic trevigian e lo facciamo Era andare di avanti. trevigiano. E lo Ok. facciamo andare avanti. Nel frattempo Poi- qui sta cucinando. Siccome per fare la melenzana panata ci serve un po' di untuosità, La facciamo andremo là. a mettere dove abbiamo La fatto la facciamo carne. là. Me lo dai la pizza, la pizza, La pizza, pizza, prendi la pizza, iniziamo a girare, dai, allora. Ok. Guarda. Che è successo qui? La reazione di Maillard. Mamma ragazzi, allora Stiamo se volando, c'è una ragazzi. che merita la laurea in Stiamo Maillard, volando, quella è lei. il Maillard. Sì, tu devi essere laureato in Il Maillard. Maillard, lo penso anch'io. Tu e Maillard eravate una cosa sola. Eravamo amici. Sì, eravate una cosa sola. Allora, Dai, che ci stiamo riprendendo, forza. Qui intanto, vedi, andiamo a mettere un po' di andiamo a sale mettere un po' di sale. nelle verdure, così, una pioggerella di sale così, hai visto? E andiamo anche avanti. una spruzzatina di olive oil, così. Un po' di olio e un po' di sale. Così, che sai, ma lo senti questo profumo Profumo, che c'è? senti, lui ha reazione di Maillard come è combinato? Per vedere la reazione di Maillard Dimmi. lui dobbiamo avere un'altra Un'altra attrezzo, che è questa. questo di qua. Ancora un pochino, vedi? Lo Un andiamo a altro po'. schiacciare. Sai che adesso quando cucino faccio la carne, le cose non li tocco, per esempio? Certo, brava, fai Ho bene. imparato questo, dico no, Dai, sta dai. facendo la reazione di Maillard, Stiamo non lo andando toccare, avanti. non lo girare.
Desiree, mi fai una cortesia, mi prendi un po' Dai. di carbone perché sta finendo. Che devo prendere? Che c'è Un po' del di carbone, se Ma che faccio la fai col carbonella, la griglia. Mi ha detto pure che devi fare con carbone. Dove è messo stavo pensando al dove carbone, messo il non lo so carbone? io. Allora, guardate, vi faccio vedere là. La reazione di Maillard, ragazzi, siete pronti? guarda. Guardate che reazione di Maillard pazzesca, Guarda, guardate. e questa quando tu la salsiccia Cosa la lasci fa? aperta, certo è un brio mangiare la salsiccia così a Ma morsi scusa, intera, Maillard, però così fammi viene capire, buono. c'è quello che l'ha inventata. Sì, esattamente, quello che è un chimico. Non è che c'è bisogno che la inventava lui, scusami, che se l'ha c'entra? inventata lui che può fare? Vabbè. Guarda le verdure, guarda le verdure, guarda le verdure. Adesso un po'. Le verdure. Io tra l'altro una cosa, io le verdure le adoro croccanti, a me la verdura non mi... Quindi diciamo semplicemente Guarda che cosa, guarda che un po' cosa. abbrustolita, ecco. Non so se tu hai mai visto sul web lo chef Ruffi che non sa fare niente, lui parla così, guarda, Cioè, non sa fare niente, quindi peggio di me. Cioè, sai che ti devo... Centralina, hai capito perché ti ho voluto? Perché la gente mi deve guardare in faccia. Ma che mi rendete c'entra? con la scusa che c'è il dito rotto, però per mangiare È il dito è rotto, sano. ragazzi, però... Cioè, solo un po' impossibilitata in effetti, Guardate, guardate! Un po' impacciata. Sai ti salutano gli amici del Cannizzario? Ma Giuro, vero? al pronto soccorso, ciao, devi salutare Totino. Ah, Ma che fai? Veramente così bravo a cucinare, mi hanno detto. e tu hai detto no. Ecco qua. Sai, Desi, Allora, esco il primo piatto, guarda. dai, Desi, esce guarda. il primo piatto, ci sono. Le verdure. E facciamo. Guarda che sono belle. Cavolo cinese. Cavolo cinese, quindi proprio guarda, appena Le appena, questo patate. vedi, certe volte Le patate. ci dai degli spunti che sono interessanti. Le patate. Il radicchio, guarda che bel colore che ha preso il radicchio. Il pinocchio. Così. E qua tra lo mezzo. E senti, Ci anche diamo un altro poco. un altro pochino, come stai Un altro parlando? po'. Di cartanezzetta. Perché di cartanezzetta? Perché voglio che la trasmissione sia per tutti. Sto Ah. parlando di E cartanezzetta. dobbiamo parlare così, Sì. perché io non ci so Invece parlare. devo come parlare si fa? marsalese, non c'è bisogno, no, che cosa tinto, va, mai sala. Parla Marsala. così, sì. Poi? Marsala quando devono dire, per esempio, c'è suo marito, a Marsala ti dicono un cesto. Un chest, ma Un che è? cesto. Rumeno? Sì, No. romeno, troppo Un romeno, cesto, latino. Un chest, Per favore, guarda. vabbè. per Allora. favore. E allora, andiamo a vedere qui. Questo Ma Maillard, guarda che pezzo di guarda. Maillard che c'è qua, guarda, guarda, guarda qua. Tiriamo fuori questo e questo è cosa si piatto fa? di verdure Guarda, che è un'altra veramente spolveratina di sale così. Qualcosa di meraviglioso, voi non sapete Dell'olio. il profumo. Semplice, semplice, vedi? E voi Abbiamo non fatto sapete il profumo, una devo prima dire. grigliata e il piatto è qui. Guarda, E adesso tra sempre l'altro, in quella aspetta, Hai padella. mostrato una cosa importante, come la si può fare a casa semplicemente con una, Brava. Con una padella. Cos'è brava. questa? Una padella, Una padella. una padella. Una padella. Mettiamo Quindi- quel pochino di olio e andiamo a mettere Che mettiamo? il pesce panato. Il pesce Quello di panato, là. quindi il pesce spada, che abbiamo fatto questa panatura così. Leggera, come molto l'ha light. fatto Tino la panatura? È una cosa Molto interessante, light. perché lui Mi dai il condisce, calamaro, me lo dai metti il tu calamaro, sale e il pepe, lo calamaro, me lo metti dai. direttamente Me nell'olio. lo dai il calamaro, giusto? me lo dai il calamaro, Dico, sale e pepe lo metti direttamente nell'olio. Sì, sì. Ecco qua, guarda. Il calamaro va Allora, così. calamaro. La testa del calamaro, qua. Pesce spada, calamaro. Pesce spada, Le gambero un po' non me le dai? graterne. Il gamberone così glielo metti? Le gambero no, come io dico, toppati! Dai, su! Aspetta, No, dico non lo apri così. mi rendete conto, io lo metto così, che devo fare? Uno, due, Tutto pesce. facciamo, abbiamo detto mare, pesce, montagna. Bello quel taglio che hai fatto del calamaro, sono curiosa adesso di vedere il risultato finale. Ecco qua. Giusto? Sì, tieni. Abbiamo riempito tutto, guarda Abbiamo come sta riempito andando. tutto. Un altro piatto, che impiattiamo Un la altro carne? piatto, dai, impiattiamo la carne. È tutto pronto secondo te? Alla via così, quasi. Quasi. La salsiccia che ha fatto Allora, là. ma Uno, guarda, vediamo, fammi vedere la Maillard là dietro. due. Gli involtini.
1, 2, Eccoli. 3. Questo stavo uscendo. E 4. 4, Bene, allora. 4. E questo sì, anche se è uscito un po' di... E là, il pollo. Il pollo panato Il pollo, questo io lo teniamo un altro po'. lo teniamo appena un altro L'hamburger po'. lo prendi con la Il paletta, la nostro paletta, la prendi con la hamburgerone lo prendo, lo giro, lo prendo, lo metto nel piatto. Gira, mettilo nel piatto, mettilo nel Metto piatto. nel Qua, 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 qua. Ecco. Qua. Esatto. Questo lo mettiamo qua, me lo avvicini là, me lo avvicini là. Questo è l'altro piatto. Ora, guarda, togliamo questo e andiamo a fare un'altra preparazione, te lo faccio vedere, guarda. Eccoci qua, sono nella camera mia. Dove sei? Sei in cucina? Dove È sei la camera mia, tua? quella la camera, Ma sto che parlando della camera c'entra? mia, salutala. E questa è quella di Desiree, ciao Desiree. Allora, prendiamo un piatto e scendiamo pure le melanzane, guarda. Siamo pronti, Melanzane, dai. melanzane, melanzane. Una bella grigliata. Melanzane. Una, Melanzane panate. yes, Anche loro grigliate. 3 e ora. Eccola. Pronte, tutto pronto. Ci Questo manca lo il pesce, togliamo. ci manca, giusto? No, il pesce è pronto, lo impiattiamo. E impiattiamolo, dai. Impiattiamo il pesce. Impiattiamo il pesce. E Allora, impiattiamo questo. pesce spada a gratin abbiamo Sword fatto. fish. Guarda qua. Guarda che bello questo E calamaro voilà. fatto così, con queste mani che ti abbracciano. E voilà, le gamberons. Gamberoni. The gamberons. Ora voglio vedere come te li mangi i gamberoni. Me li mangio, tu qua. Voglio vedere con una mano Che come modo te li me li mangi. mangio? E con una mano come te li mangi. E mi serve un assistente assaggiatore, Ho ragazzi. capito. Ce l'abbiamo? Un assistente assaggiatore? E qui c'è il pesce. E qui c'è il pesce. Togliamo questa. E ti voglio far vedere una cosa. Cosa mi fai vedere? Questo, guarda. Facciamo una insalatina Ecco, vedi questo? di cinese. Questo serve per fare l'insalatina. Facciamo quindi un'insalatina cavolo di cinese. cinese tagliato così, diciamo, a fettine. Perfetto, vedi? Abbastanza sottili. Un'insalatina di cinese così. Sì. Ecco, Poi? guarda. Prendiamo una bulls. Prendiamo una Very good. busta. E ci mettiamo l'insalatina cinese. Poi? Nell'insalatina cinese ci mettiamo, ti dico che cosa ci mettiamo. Come la guarda. fai questa? Come la condisci? Te lo faccio Olio e vedere, te lo faccio sale? vedere, te lo No. faccio vedere. Sì, dammi Olio un e po' di sale? olio. Allora, l'olio, Olio. Cucchiaio. un cucchiaio, Senti il sì. tavoperatorio, mi sembra. Cucchiaio. E che metti? E mettiamo un pochino di aceto. Un pochino di aceto. Proprio un questo pochino, qui, sì, questo l'aceto, dico, dai, vabbè. poco poco. Ma Sale poco. niente? Ce l'ho messo. Me l'hai messo il sale? Sì. Va bene. Questo qua. Allora, E questa è insalata di un'insalatina. cavolo cinese. Conoscete queste? No, che cos'è? Questa è Una la radice. base della, no, è la base della cicoria scalogna, Ah. che si chiamano puntarelle. Puntarelle. Le puntarelle, dai uno spelocchio, dai uno spelocchio, là, quella là, questo. Vabbè. Allora, le puntarelle si trattano così. Si taglia questo, così, le trovate dai fruttivendoli a Catania, lo vendono. Puntarelle. Si taglia poi Bisogna così, dire guarda, questo. e si fanno a filetti così. Ah, dei filettini di puntarelle. Così. Guarda un po'. Questi filetti che noi facciamo e che abbiamo già fatto, ti faccio vedere Dove cosa sono? si fa. Quindi filettini di puntarelle. Guarda. Questi? Si mettono in acqua e ghiaccio. Così. Ah, e perché? Capito? Per fare cose in acqua e ghiaccio? Perché lui così si tramanza tronzola. Capito? Perché lui così si travanza Si tramanza tronzola. in tronzola. Giusto? Li coliamo così. E sono buoni Così. questi? E ora te li Si possono assaggiare? No, ancora no, fammeli ancora no. condire. Allora, siccome Quindi come si chiama questo? Ricordiamo. questi devono stare almeno mezza giornata in acqua e Ah, puntarelle, mezza giornata. perché poi si arricciano un poco, capito? Queste già si Ok. sono piegate un pochino. Così, così, e voilà, perfetto. Togliamo questo. Mi dai dell'olio, l'olio. Questa cosa la Metti fanno- l'olio, la metti fanno a l'olio. Palermo questa Questo è cosa. romano, tipicamente Romano, romano, un altro poco di olio. È caduto, va bene. Un po' di sale, faccio Sale, io. poco, ti spiego perché. Poco. Mi dai quelle acciughe? No. Yes! Quindi qua serissima questa cosa. C'è una pinzetta, vedi quella? Brava, brava. Te?
Così, tieni Quindi questa è la ricetta romana? e yes. E andiamo a dare una mescolata. Mescoliamo con le puntarelle. acciughe, pazzesco. Con le acciughe. E questa è un'insalatina meravigliosa, si chiamano puntarelle, che è Puntarelle la con base della acciughe. Catalogna. Da fruttivendoli giusti la trovate. Puntarelle. Le puntarelle. Ecco qua. Poi E un'altra insalatina, ecco qua. E basta. A questo punto togliamo e passiamo all'assaggio. Siamo pronti, Ma siamo siccome pronti. questa volta è tutto alla brace, si sa il sapore che è, non c'è bisogno di assaggiare. no, dai. Non c'è bisogno. No, ma che fai? Scusami, non assaggi. Aspetta che prendo i piatti. Il pubblico aspetta il mio parere. Allora, da cosa iniziamo secondo te? Che c'è? Camera centralina, Che c'è? appena c'è stato l'assaggio il dito non le fa più male. guarda, Può lo prendere il posso tenere coltello, così. lo tiene bene. No, non lo tengo bene, Lascia- guarda, lascia- la forchetta la tengo così, però lasciamo mi stare, arrangio lasciamo in stare. qualche modo. Aspetta, fammi togliere Poi io questo. sono mancina, tu lo sai, quindi insomma. in No, tu qualche sei modo- manciona, tu sei mancina. Mancina è una che mangia poco, sai, mancina. mancina è una Mangiona. che scrive con la sinistra. No, mancina è una che mangia poco. E voilà. Allora, E allora, dai, che andiamo. cosa mi consigli? Dammi un Io ti consiglio. consiglierei di cominciare. Dammi un consiglio, dai. Pesce o Con la carne? carne. Con la carne. Prendiamo la Lo puoi salsiccia. prendere tu, Sì, per certo, favore? hai visto? Guarda. C'ha la mano. c'ha. Dai. Allora, guarda, c'era qui questo pezzetto con la Maillard che è Sì. pazzesco. Guarda. Ecco. Poi l'involtino, prendiamo l'involtino. Il voltino si deve assaggiare, Certo, ragazzi. certo. Era Mettilo nel particolare. piatto, l'ho preso per questo, per mettere l'involtino. Cioè, Va bene. Oh, ci riesce, poco fa mi ha detto che non poteva fare niente con quella mano. Vi rendete? un voltino, Buono, vero? un po' di piano di mozzarella che è buono, eh? Ora assaggiamo il pollo, assaggiamo. Assaggiamo il pollo. Mozzarella, prosciutto, la chiusura è importante, ragazzi, la chiusura cinese o giapponese? No, australiana, che Com'era? se ne frega. Il pollo. No, prendi il pollo. Bello, guarda quel pezzo ti chiama. Allora, A me l'altro. mi chiama quello con la Maillard qua. Esatto, via, così. Questo è tutto bello maiardato. Pezzetto. Mi devi dire, guarda, io non voglio Che ti assaggiare devo perché dire? la morbidità Cosa vuoi sapere? La morbidità tatume. Buono. Vabbè. A questo punto io leverei questo, è Capito? giusto? Sì, ho capito. E passiamo al pesce. No, ma poi rispetto. Però il pesce prima di Alle mangiarlo, fettine se di non gliele pollo. levo, scusa. Che devo fare il pesce? Prima il pesce, prima di mangiarlo. Lo brillantiamo un Mettiamo po'. un poco di olio. E non in tutto, Mettiamo ma io lo andrei a zest? mettere, andrei a mettere No. un po' di origano sul calamaro. E anche sul pesce. L'estetica, strato, guarda. Così. Perché lui, ragazzi, è importante, va anche a curare Ma senti quell'aspetto. la cottura, senti la cottura. La cottura. Sì. Ma io perché non devo assaggiare? La cottura è Ma perché particolare. non devo assaggiare? No, ora che ho il dito rotto, peggio ancora. Ho capito. È arrivata la mail, dito rotto, oggetto, dito rotto. Dito allora, rotto. Totino non può assaggiare. Facciamo una cosa. Facciamo anche una cosa per il nostro pubblico. Cioè, Mi assaggi pure ma io dico, le indovina anche la puntarelle e il cottura. cavoletto cinese, dai. Questo, capito? Indovina anche la giusta cottura. Me l'assaggi questo con il pesce? Il pesce spada, assaggia il pesce spada, lo spada. Certo, ne poteva prendere un pezzetto, non è buono. Va bene così, assaggia il pesce spada. Ora accompagnatelo con le puntarelle. Guarda. Quelle non sono puntarelle, le puntarelle sono Guarda, queste. no, perché il pesce spada è buono. Accompagnatelo con le puntarelle. Dimmi, mangia. Non l'hai mai mangiata questa punta? Croccante, buona, senti. Camera mia, ma che ci faccio? Basta. E ora passiamo alle verdure. Desidero che tu mi assaggi tutte bravo. le verdure. Tutte? Sì, dato che io non posso assaggiare, allora un pezzetto di patata. Così. Senti com'è fondente dentro. Buono. Croccante Fondente, fuori e fondente per la dentro. cioccolata, fondente, beh, che sì. c'entra? Poi, no, la patata, una volta la patata, poi le altre cose mi devi assaggiare.
Ora assaggiami la lattuga cinese. Secondo assaggio con lauda, Con lauda, sì. diciamo se ti piace oppure no, perché il primo magari non lo È senti così, bene. sai, il primo, insomma. Che devo assaggiare? La cinese, la Questa? cinese, sì, sì, La cinese. la cinese, la cinese. Dai. Non ce la faccio. Ah, non ce la fa! Aspetta. Dai, la sì, cinese, guarda, sbrigati, la cinese. sbrigati. E ora ti faccio fare io una cosa. Una goduria te la Buona, faccio fare buona. io e poi chiudiamo, guarda. Un pezzetto di melanzana, mi dai il coltello? Una bella grigliata oggi. Pezzetto di melanzana. Assaggia questo con la melanzana, proprio con la melanzana. Mentre salutiamo, una Salutiamo. bella grigliata con tanti Ci bei vediamo dopo. consigli per farla nel modo giusto. Avete visto che bella grigliata? È giusto o no? A Una casa bella però, grigliata. dice carbonella non ne possiamo fare, lo facciamo così. Facciamola a casa. Qual è il problema? Fumo, cosa? No, c'è la K. C'è la Q prima della K. Ciao. Una bella grigliata. 3 nodi di salsiccia, una coscia di pollo disossata, 3 hamburger, 3 fette di lonza di maiale da cui fare gli involtini. Sale e pepe a piacere. Per il ripieno degli involtini, trito di prosciutto cotto e mozzarella. Verdura. 4 fette di melanzane viola, 2 patate delle stesse dimensioni, un finocchio a fette, un radicchio trevigiano, quello oblungo, una lattuga cinese, 50 grammi di pangrattato, olio evo, sale e pepe quanto basta. Pesce. Una fetta di pesce spada, un calamaro, 4 gamberoni, olio evo, sale e pepe quanto basta.